Buonasera, un caro saluto da Fulvio Florida. Che calcio che fa Lombardia TV, canale 99 per la Lombardia, e l'ottava puntata della seconda stagione di Che calcio che fa qui a Lombardia TV. Mi sembra di ricordare che più o meno spannometricamente dovremmo essere la 30esima, diciamo, di tutto il 2019 e l'ultima puntata del 2019, quindi intanto iniziamo subito a comunicare i primi auguri, no? Perché tra un po' ci sono le buone feste per tutti, però con i nostri ospiti noi invece cercheremo di proiettarci in qualche modo verso il 2020, perché le squadre di calcio tra prossimi giorni faranno le ultime partite appunto dell'anno e si leccheranno alcuni le ferite, alcuni cercheranno di ritemprarsi, altri penseranno a qualcos'altro. Insomma, sono tutti argomenti di discussione che riguardano ovviamente il campionato italiano di calcio, e lo faremo con i nostri ospiti che tendenzialmente si avvicendano qui sulle poltrone appunto del nostro studio. Quindi lo faccio con due amici che sono già venuti a Che calcio che fa, e quindi ho il piacere di presentare prima di tutto alla mia sinistra Marco Paolo Puleo, che è il direttore sportivo del Pavia Calcio 1911. Ciao Marco. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Grazie a te, ovviamente. Amico anche un po' di fede calcistica, diciamolo, è un personaggio che è legato molto al calcio per ciò che riguarda la questione professionale, quindi in un primo momento a livello, chiamiamolo così, linguistico, di appoggio, diciamo, alle squadre di calcio, e comunque intermediario del calcio, una sorta di procuratore, ne parleremo magari un po' più approfonditamente. Claudio Segagni. Ciao Fulvio, grazie all'invito, sì, ci conosciamo da tanto tempo. Vabbè, insomma, da altre emittenti, vabbè, insomma, ti ho in qualche modo inquadrato perché ti vedo negli anni, poi magari adesso sei un po' più specifico su un'attività, ecco, quindi so solo una cosa, che vai in giro per il mondo a vedere tanto sport, e credo che questa sia una cosa molto importante per cercare comunque di arricchirsi e tornare con delle logiche più legate alla cultura dello sport, visto che noi invece siamo in Italia molto abituati alla polemica sempre e comunque. Allora, l'ultima giornata ci ha regalato alcune situazioni, abbiamo una classifica che andiamo ovviamente a vedere, ci sono stati dei recuperi e degli anticipi nel turno infrasettimanale di mercoledì. Juventus che si stacca appunto battendo la Sampdoria 2-1, va da 39 a 42, l'Inter rimane a 39 ma deve ancora giocare la partita contro il Genoa. Poi abbiamo le due romane, Lazio e Roma, a 36 e a 32. Abbiamo le due sorprese, che una è un po' meno sorpresa perché sappiamo benissimo che sta facendo molto bene anche in Champions, che è appunto l'Atalanta a 28 ma il Cagliari sorpresa a 29. Poi il Parma che ha battuto il Napoli a 24, il trio Napoli-Torino-Milan un po' delle deluse, molto deluse, a 21. Poi abbiamo un altro trio, Verona, Bologna e Sassuolo, squadre che comunque riescono a essere abbastanza performanti in certe partite, a 19. Fiorentina è un po' in caduta libera a 17. L'ultimo trio a ridosso delle pericolanti, Lecce, Udinese e Sampdoria a 15, e poi il Brescia a 13, Genoa a 11 e la Spal che rimane a 9 punti. Adesso vediamo invece il turno su cui appunto noi andremo a discutere con i nostri ospiti, il prossimo turno, e vediamo che alla 17esima giornata, io segnalo sempre le partite di maggiore interesse secondo il mio ordine logico: Fiorentina a Roma, Atalanta Milan, Inter Genoa, Lazio Verona, Udinese Cagliari. Poi abbiamo comunque un Sassuolo Napoli, dove il Napoli deve comunque dimostrare di crescere con la cura Gattuso. Abbiamo un Lecce Bologna e un Parma Brescia che sono tra virgolette similari, perché incontrano delle squadre comunque di bassa classifica, molto difficile anche comunque da affrontare. Abbiamo un Torino Spal che non dovrebbe dire più di tanto, Sampdoria Juventus che è finita appunto già 1-2, l'anticipo dell'altro giorno. Di queste partite io domando sempre ai nostri ospiti qual è la partita che andrebbe a vedere, quindi iniziamo da Marco. Ti rimando la videata? Sì, forse perché ecco. Ce ne sono più di una. Ce ne sono un po' più di una, ecco, di Fiorentina-Roma. Allora, no, guarda, io vado un po', penso forse controcorrente. Io andrei dal detto lavoro, andrei a vedere Sassuolo-Napoli. Sassuolo-Napoli. Perché
ho visto, nonostante le occasioni avute del Milan, comunque un buon Sassuolo. Quello di De Zerbi è sempre ordinato e mantiene questa fascia di classifica che ormai tiene per costante nei nostri campionati, a parte forse una stagione dove ha un po' rischiato. Fa dei campionati tranquilli. Un campionato dei tranquilli, la squadra organizzata, gioca un buon calcio. Dall'altra parte i punti di distacco sono davvero ormai ridotti e un Napoli dove è in ritardo enorme in questo campionato. C'è stato da poco appunto il cambio in panchina, quindi la seconda di Gattuso, che per la prima non ha portato cambiamenti di fatto. Aspetto la seconda occasione di Gattuso, come disporrà questo Napoli e soprattutto la fase difensiva. Sì, e con che mentalità. Infatti anche quello, probabilmente c'è bisogno di famosa garra, perché se la squadra si è un po' afflosciata. E poi Atalanta-Milan. Atalanta-Milan, sì, dove il Milan ha problemi di formazione, l'Atalanta ormai non è più una provinciale, di fatto l'Atalanta ormai è una delle nostre grandi del calcio. Però è più forte fuori casa l'Atalanta. L'Atalanta è più forte fuori casa, però io questo Milan continua da milanista, ahimè, lo dico, non convincermi, e quindi ne parliamo dopo. Claudio, le tue scelte invece riguardo appunto le partite da interista, evitando quella dell'Inter, che comunque è una partita che devi andare a vincere per tenere sempre affrancato il sogno ovviamente della testa della classifica, quale vedresti? Ma giustamente sono d'accordo su Atalanta-Milan, soprattutto perché credo che per il Milan rappresenti davvero l'ultima spiaggia. Io penso che, è chiaro, a logica. Attenzione, già ultima spiaggia ormai. Per arrivare alla Champions, sì, io credo che già insomma siano un po' aggrappati a una fune. Secondo te c'è già ancora la possibilità, una cosa del genere? Perché noi, insomma, nel calcio ne abbiamo viste. Io se fossi un tifoso, quantomeno se fossi la società, continuerei a crederci. Adesso punti in preciso non lo so, cosa sono 11 punti o 13 punti. Io credo che nel calcio ne abbiamo viste 11 dalla zona Champions. Nel calcio tutti noi ne abbiamo viste fare 15 partite, almeno 15 partite, quasi vincendole tutte. Beh, certo, però insomma abbiamo visto, innanzitutto bisogna pensare magari anche ai crolli degli altri, perché la Lazio adesso con 8 partite di fila non può continuare così, anche se i punti della Lazio credo siano 15. La Roma storicamente è sempre stata una piazza altalenante, no? Adesso va bene, poi ci possono essere crolli, come anche a noi dell'Inter, quante volte ne abbiamo viste, Fulvio. Perciò io, insomma, se fossi qualcuno della società, se fossi giocatori, io continuerei a crederci. 11 punti si possono recuperare, e credo che, insomma, però una sconfitta con l'Atalanta taglierebbe davvero le gambe. L'altra, per chiudere velocemente, è un Fiorentina-Roma che ha sempre un grande fascino. Bisogna vedere, insomma, se la Fiorentina un attimino si riprenderà, e se la Roma, come dicevo prima, dà un po' di costanza al suo cammino, oppure, insomma, rappresenta sempre una di quelle società che fa alti e bassi, ecco. Fa alte e basse. Vabbè, comunque ne parleremo più avanti, perché adesso andiamo proprio un po' in ordine di classifica, anche se io ho puntato primariamente all'Inter, considerando appunto perché insomma la Juventus ormai ne abbiamo discusso, l'Inter forse ha più temi di discussione da un certo punto di vista. Vediamo la prima slide. Ecco, allora io ho intitolato ogni slide, diciamo, delle varie squadre l'anno che verrà, e mettendo il personaggio più di riferimento. Per quale motivo l'anno che verrà? E c'è Marotta, perché ovviamente è il personaggio che dovrà lavorare di più a gennaio dal punto di vista, diciamo, dell'acquisto dei giocatori, almeno questo si vocifera, e è stato in qualche modo ovviamente caldeggiato dallo stesso allenatore. Poi ci sono stati anche gli infortuni, e quindi sei d'accordo, Marco, che questa è la figura più importante, o più importante ovviamente un calciatore magari di un certo livello che potrebbe magari arrivare? No, ormai anche i direttori entrano in maniera ponderante in questo calcio, e il riflettore del direttore Marotta diciamo, è l'elemento principale di questa nuova era dell'Inter, in cui le richieste del mister sono chiare, importanti ed uniche per poterlo avere un progetto più a lunga scadenza. Quindi sicuramente hai ragione, colui che avrà i riflettori maggiori in questo mercato è senza dubbio Marotta. Chi invece
vado nella parte del Milan, chi invece ha necessità di operare con poche risorse è il Milan, che se, come ha detto prima se deve rimanere aggrappato non può sbagliare questa partita, e soprattutto non può sbagliare il mercato di riparazione. Va bene, poi del Milan parleremo ampiamente, adesso siamo un po' in area Inter, e quindi anche domando a Claudio il calciatore o due calciatori, perché probabilmente se io fossi l'allenatore dell'Inter ne prenderei 5, avendo la possibilità, 5 giocatori di un certo livello, di medio livello, insomma, comunque, perché il sogno, diciamo, di andare dietro la Juventus, di rimanere attaccati alla Juventus è importante, perché ovviamente ci sarà l'impegno della Champions della Juventus, che sarà, secondo me, un po' devastante, perché loro stanno pensando a quello. Quindi quali sono i giocatori secondo te, al di là dei rumors, però quelli quale posizione andresti in qualche modo a provvedere? Facilmente, Fulvio, si può parlare di una punta, visto che insomma, se Sanchez fosse al 100%, insomma, saremmo un po' più coperti, però è chiaro, l'infortunio di Sanchez, poi bisogna sempre considerare che è un giocatore in prestito, che probabilmente non verrà riscattato visto l'infortunio che ha avuto e comunque anche il prezzo che ha, perciò è una gestione un po' particolare, no? Sia da parte dell'allenatore sia da parte del giocatore stesso. Potrebbero essere, insomma, per lui 4-5 mesi un po' particolari, perciò sicuramente una punta è un centrocampista di peso, ecco, se proprio posso fare infatti si parla di Mertens, a me piacerebbe Mertens, penso che sia un tipo di giocatore lì davanti che a noi manca, e sicuramente un Vidal, un Allan a centrocampo, cioè gente che comunque... un Allan, quindi anche... insomma, è chiaro che Allan... Si sogna, chiaro che Allan è giusto sognare. E non credo che neanche Mertens verrà all'Inter, però insomma, per fare capire, adesso seguendo un po' i rumors, perché poi in un certo modo bisogna farlo, ecco i nomi a me. Ecco, io ti faccio una domanda, per ciò riguarda, visto che Lukaku è stato molto criticato perché ha sbagliato delle occasioni, poi in realtà diciamo che porta la croce e canta, quindi ne fa di tutte le situazioni, segna, aiuta la squadra, dialoga con il suo compagno di reparto, ma arrivato a un certo punto forse bisogna pensare di avere anche questo vice Lukaku, più di un uomo di movimento, insomma, scattante, come può essere Lautaro, che hai già in teoria Sanchez, e ci vorrebbe effettivamente forse uno un po' potente, no? Tipo, o perlomeno uno che le prenda di testa come Giroud, ecco, che è quello caldeggiato. Hai ragione, poi lascio spazio a Marco. Chiaramente Giroud sarebbe un'altra bella risposta, un'altra presenza importante, scusami, c'era, che è un giocatore comunque di una certa età, che non gioca, che quest'anno non ha giocato tanto in nazionale, gioca comunque, insomma, l'importanza è anche stare sul campo costantemente di settimana in settimana. Sì, può essere un giocatore importante, però come ti ho detto prima, a me piacerebbe anche vedere un giocatore di quel tipo come Mertens, un giocatore tecnico, perché non sempre abbiamo visto magari che giocatori... È una bella coppia anche tecnica. Sì, infatti abbiamo visto una storia che anche magari giocatori non tanto alti, con tanta presenza fisica, possono coesistere. Magari un esempio può essere quello del Manchester City, no? Che ha comunque in genere attaccanti non con una grande presenza fisica. Marco, invece le tue scelte eventuali per l'Inter, intendendo dire nei ruoli più caldi? Ma guarda, ha fatto un'analisi perfetta. Basta, i sogni sono fatti anche per cercare di realizzarli, no? Alan, ad esempio, è un giocatore che io vedo in mezzo al campo indispensabile in questo momento per una squadra come l'Inter. E l'idea lo vedi lì a fianco di Brozovic, un po' più a destra? Io lo vedo al posto di Vecino, Gagliardini? Nella fase di transizione lo esegue in maniera più rapida, quindi ribaltamento di fronti in maniera più veloce, e soprattutto avere due giocatori tecnici, avere la possibilità di avere due giocatori tecnici davanti ti aiuta nell'1 contro 1, e soprattutto in un calcio dove c'è stato un periodo dove le palle inattive erano diventate un problema, si soffrivano tanto le palle inattive. Adesso in questo momento invece si cerca molto di entrare nell'1-2 all'interno della porta, quindi si evitano molto le traversone, è diventato più raro il discorso dei traversoni, si cerca un po' di entrare nell'1-2, quindi l'Inter avere un appoggio a Lautaro Martino lì davanti. Beh, ha cambiato anche modulo, anche ha cambiato un po' di fatto, mostruosamente modulo. Ma è proprio una corrente del calcio attuale, in questo momento in questa fase. Tu dici in generale? Sta portando meglio, no, forse?
L'1-2 vuol dire saper giocare a pallone, no? Non aspettare il cross in aria, tanto per dirne una. Sì, non a caso negli ultimi anni, e soprattutto negli ultimi 2 campionati, se a vedere le medie gol realizzate subite in Italia, c'è stato un incremento. Bene, allora la situazione, diciamo, invece, al di là dei giocatori, vi rimbalzo più di così. Quest'Inter, che ha utilizzato molti giocatori dell'organico dell'anno scorso, in qualche modo rivitalizzati dalla cura Conte, più di così può fare qualcosa di più, al di là della campagna acquisti, che possono arrivare altri giocatori. Se non arrivassero dei giocatori, può fare ancora qualcosa. Siamo arrivati a raschiare proprio il fondo del barattolo, ovviamente, e quindi i giocatori, se sono questi, insomma, riuscirebbe a mantenere il passo, fermo restando, senza infortuni, cioè con Barella, con Sensi, ritornando agli 11 iniziali. Ma guarda, purtroppo si parla poi di infortuni. In questo momento la rosa, la Juventus riesce a essere ancora più competitiva, perché non guardiamo solo negli 11 diciamo, che entrano in campo. La rosa diventa nella lunga competizione o in più competizioni fondamentale. In questo momento la Juventus, a mio avviso, ha una rosa nei 20, nei 22 più completa dell'Inter, ed è quello che secondo me a questo momento ti porta ad avere quei 3, 4, 5 punti in più nella gestione proprio del lungo percorso, perché comunque l'Inter è vero che è uscita dalla Champions, però c'è sempre è rientrata in competizione Europa League, quindi il procedimento di tante gare davanti ne è ancora. Ecco, voglio provocare Claudio con la prossima slide. Ecco, da Parigi con amore. Io vorrei sapere dal tuo punto di vista, visto che continua ad aleggiare, no? Molti dicono c'è sempre il giocatore che deve decidere, ovviamente, però è un giocatore ancora dell'Inter, alleggia questa situazione. A gennaio potrebbe arrivare, qualcuno, anche dei pazzi scatenati sul web, dicono però potrebbe aiutare l'Inter a gennaio, no? Cioè, diciamo che insomma lo stipendio, l'auto che viene corrisposto dal Paris Saint-Germain è una cosa che penso che sia abbastanza fondamentale per la coppia, la suddetta coppia. Il tuo pensiero riguardo a questo, cioè riguardo a una coppia che rientra, lasciando perdere che non è una coppia ma è un giocatore che potrebbe servire alla squadra di calcio a giugno, sarà un giocatore, diciamo, dell'Inter che può rientrare nei ranghi, oppure effettivamente placchiamo gli animi? Beh, si sa che è una situazione dove comunque c'è un PSG che deve volerlo, perché è vero, adesso sta facendo bene in termini di gol, come più o meno ha sempre fatto anche all'Inter, non nell'ultimo anno, però bisognerà vedere poi la valutazione a fine anno, perché può succedere di tutto durante un anno, no? Possono succedere infortuni, può succedere che si metta a fare un po' il professionista non serio, secondo me, come ha fatto all'Inter, soprattutto nell'ultimo anno. Perciò insomma bisogna vedere se il PSG alla fine lo vorrà, insomma, da qui a giugno, poi magari le decisioni possono essere prese a maggio, che ne so, però insomma, perciò poi c'è il giocatore che può anche rifiutarsi, perché anche se il PSG lo vuole lui può anche rifiutarsi, e dall'altra parte c'è l'Inter, che ovviamente non è che abbia una grandissima voce in capitolo, perché se il PSG lo vuole e Icardi lo vuole, va al PSG. Vabbè, però andrebbe bene. No, io spero, io e te lo sappiamo, insomma, quante volte abbiamo discusso, spero. No, perché non è soltanto il fatto del giocatore che può segnare o meno, poi insomma magari l'analisi del campo ognuno può farla, c'è chi va bene che segna e basta, c'è chi insomma pensa che, come me, che un attaccante di questi tempi debba essere più completo, è proprio un giocatore che ha rotto con l'ambiente. Certo. Sicuramente se rimane Conte non torna, Conte dovrebbe rimanere, perché Conte si rimangerebbe anche un po' la parola, no, ma non può assolutamente riprenderlo sotto tanti aspetti. Se comunque dovesse tornare all'Inter perché il PSG non lo vuole, o Icardi non vuole rimanere al PSG, il mercato lo avrebbe. Perciò io francamente non vorrei, né credo abbia futuro nell'Inter. Ecco, non so, vuoi dire qualcosa, aggiungere qualcosa? Perché volevo sollecitare invece Marco, ma anche ovviamente Claudio, riguardo a una quotazione di un giocatore del Paris Saint-Germain che si chiama Mbappé. Che quotazione ha Mbappé? Allora io tanto faccio il direttore, fortunatamente in categoria di queste cifre no, lo so, però tendenzialmente quanto può valere Mbappé? Ma guardi, adesso il mercato attuale
secondo me 2,50. partiamo con delle cifre che sono, sì, siamo su quelle cifre fuori da ogni, per me già quando parliamo di giocatori difensori a 50, 60, 80 milioni di euro mi sembra di star male, una volta, questa è la mia votazione per un attaccante, quindi io sono un po' braccina corta, però voglio dire, attualmente purtroppo però il mercato è fatto dalla domanda, offerta e domanda, certo. Sembra attualmente che perlomeno sicuramente come clausola rescissoria, perché ormai si parla di queste famose clausole rescissorie, sia su quella cifra. Una vendita, secondo me siamo attualmente alla metà, 120-125 milioni il valore del giocatore. 250? La clausola rescissoria, secondo me, la vendita sei sui 125, 130 così poco? Sì. Secondo me poi le parliamo delle vendite nette, perché poi quando parliamo di grosse cifre poi dobbiamo andare a vedere nei contratti, per lo più sono vendite dove sono parti dilazionate, parte con promozioni o pubblicità o comunque aiuti cioè non un puro esborso economico da parte della società. Quindi io parlo di parte contrattuale. Ma con tutto, ti dico questo perché volevo andare di nuovo a riprovocare Claudio da questo punto di vista, perché la quotazione, caro Claudio, 250 milioni per Mbappé, no? Meno 75 di Icardi, fai un piccolo mutuo per un 5 anni no? E hai Mbappé che è un giocatore che insomma ti sposta un po' gli equilibri, no? L'Inter potrebbe, al di là vabbè, stiamo fantasticando, però arrivare a, se vincesse poi lo scudetto, entrando dalla porta principale, ovviamente nella Champions dell'anno prossimo, regalare, cioè il gruppo Suni potrebbe regalare anche un giocatore di questo tipo qua, o è ancora fantacalcio? Sì, io penso sia ancora presto, Fulvio, anche perché è chiaro che non è che puoi avere magari un giocatore come Mbappé e poi altri giocatori che insomma è chiaro, c'è un equilibrio anche con la squadra. Il livello dell'Inter sta aumentando, però vai magari in una situazione come il PSG, c'hai Mbappé, c'hai Neymar, adesso non so che contratto abbia Di Maria o chi per lui. Non credo siamo ancora maturi, insomma possiamo ancora arrivare al punto di poter prendere un Mbappé. Certo è che se abbiamo un po', io credo tutti noi tifosi, un attimino di pazienza, si sta notando che è un continuo processo di crescita a livello di immagine, a livello di fatturato, a livello comunque di obiettivi. Il problema adesso dal mio punto di vista è questa mancata qualificazione in Champions League, perché quello è veramente un processo importante, cioè poi magari con un po' di fortuna l'Inter credo sia una squadra che avrebbe potuto arrivare comunque a ottavi, a quarti, semifinali. Una squadra un po' difficile da affrontare secondo me, con la logica di Conte, che è imprevedibile, fa del gioco, riguardiamo i primi tempi, poi ci sono stati i secondi tempi orrendi, però certi primi tempi sono stati interessanti, no? Quindi vuol dire che è una squadra, quando tu nell'eliminazione secca, andata e ritorno, ti va male una partita, è dura. Beh, chiaro Fulvio che lì dipende poi anche dal sorteggio che trovi, no? Con un po' di fortuna appunto pensavo al sorteggio, però io credo che anche proprio la situazione nostra contro il Barcellona a San Siro abbia dimostrato che prima di arrivare ad avere una certa mentalità in campo europeo ci vuole tempo, perché io credo che sia Conte sia i giocatori stessi siano mancati, cioè proprio vedi che comunque è una costruzione lì, poi chiaro si poteva vincere per le occasioni, quello che è, però una costruzione a livello di mentalità, credo anche da parte del pubblico, perché io ero a San Siro, cioè non si respirava un'atmosfera insomma di veramente magari anche di un pubblico che davvero credeva, no? Nella situazione. È stato un pubblico magari un po' freddo, un po' timoroso. Ecco, è tutto un processo per me per arrivare ad alti livelli, che è i giocatori, l'allenatore, il club, i tifosi, è tutto un ambiente. Questo è interessante, è vero, perché ci si dimentica anche di tutto il corollario che ci sta dietro, no? Certo. Passiamo al prossimo contenuto e cambiamo un po' argomento. Ecco, l'anno che verrà è Sarri, nel senso che finalmente Sarri deve venire fuori come allenatore, visto che è un guru di un certo tipo di gioco. Domando a Marco, si è visto questo tipo di gioco? Rimpiangiamo il pragmatismo di Allegri degli ultimi anni o che cosa? Guardi, a me Allegri non dispiaceva, nonostante alcuni tifosi del Milan l'hanno maltrattato all'inizio, anche quelli della Juve. Anche quelli della Juve. Per me era un allenatore pratico, sapeva leggere bene le partite, preparava bene le partite e i risultati, e poi alla fine comunque è sempre arrivato
al limite della competizione, l'ha persa proprio sul fil di lana. Parlando di Champions, 5 scudetti, 2 finali, Coppa Italia. Si parla invece di bel gioco, quello espresso da Sarri. Come tutte le cose, come abbiamo parlato prima di noi, ci sono dei processi, cioè, ci sono dei tempi da maturare, di arrivare e pretendere da subito determinati tipi di giochi, determinati tipi di caratteristiche, mi sembra insomma un po' azzardato. Nel caso dell'Inter prima, l'Inter sta facendo una crescita di società e di mentalità, qua la Juve deve fare una crescita proprio di gioco tattico o di conoscenza del gioco di Sarri. Devo dire che comunque Sarri, lo stesso campionato quando ha vinto la competizione europea della UEFA, dell'Europa League, parte sempre all'inizio dei campionati, anche in Italia, partito la prima parte del campionato non molto bene, poi ha fatto poi un ritorno fino alla finale europea in maniera brillante. Ha bisogno di tempo e secondo me ha i mezzi e gli uomini per poter arrivare. Ok. Sentiamo invece Claudio, l'allenatore Sarri ha anche comunque un giocatore che sta entrando molto in forma, ha avuto qualche problema fisico come CR7, che comunque ti sposta l'attenzione del tuo gioco, tu hai dei temi di gioco di un certo tipo, ricordiamo appunto come giocava anche al Chelsea, no? In quel modo lì con questo 4-3-3 esasperato in certi momenti, e in questo caso lui il tridente lo mal digerisce perché pensa a una logica più di copertura e di ripartenze. Fulvio, l'aspetto più importante è che lo abbia introdotto Marco, che comunque ci vuole tempo, cioè noi tutti ormai, anche la stampa, ci aspettiamo subito risultati, basta che un risultato vada male, ci sono critiche, ci sono dei risultati che vanno bene, cioè sembra veramente un calcio sempre più frenetico, no? Anche a livello proprio di comunicazione. Ci vuole tempo e poi insomma non dimentichiamoci che comunque siamo sempre in Italia, Sarri è un allenatore italiano, va all'interno di un ambiente italiano dove comunque adesso tutti parlano magari di questo tridente, ma se poi insomma lo mettesse davvero in campo e i risultati vanno male arriverebbero le critiche in un attimo, cioè è un ambiente quello italiano dove comunque non è così facile poi pensare soltanto al gioco. È vero, al Napoli comunque la squadra giocava bene, ma anche lì mi ricordo agli inizi di Sarri al Napoli ci sono state tante difficoltà, ha perso delle partite. Sì, assolutamente, e perciò. Però ecco, per esempio dicono se vuoi giocare bene anche in Europa, penso a certi tridenti, non so, lasciamo perdere quello del Barcellona o quello del Liverpool, però insomma io vedo anche delle squadre molto compatte, il Borussia Dortmund che non ha neanche punte praticamente, e stiamo parlando vabbè di non è una primissima posizione, quarta, quinta, comunque quello che voglio dire è che c'è la tendenza a, come dicono quelli bravi, a fare densità a centrocampo, e quindi non hai queste punte, queste vette molto alte, invece ci sono dei giochi, appunto dei moduli di gioco che in qualche modo esaltano tre davanti. Penso a quelli del Liverpool che sono in velocità, penso a quelli invece di possesso palla che sono quelli del Barcellona. Arrivato a un certo punto, se vuoi forse salire un attimo, Sarri deve sdoganare forse questo tridente che abbiamo visto adesso alla slide. Sì, si può fare, hai pienamente ragione, però ripeto, io credo che il calcio italiano e la nostra cultura siano molto, un po' penalizzino questo, perché ripeto, tutti adesso lo vorrebbero, però insomma vai poi a farlo in certe partite dove magari insomma in altri ambienti c'è molto più propensione al rischio. Hai nominato comunque delle squadre importanti, è chiaro che il Liverpool ha anche dei giocatori davanti che insomma coprono e attaccano in maniera diversa da quella che potrebbe fare un Dybala, Higuain e Ronaldo. È fattibile, però è anche vero, Fulvio, poi chiudo qui, che se non si ha comunque, diciamo, sotto certi aspetti il coraggio, tra virgolette, di farlo in ambiente italiano, cioè durante il campionato, esatto, è poi difficile magari riproporlo in Europa. Sulla carta hai pienamente ragione, comunque si dovrebbe fare. Cioè fare uno scatto, appunto amici dicono ma dovrebbe fare questo scatto in avanti. L'equilibrio, c'è un Dybala che va in diagonale, un Higuain che fa il falso 9 e un CR7 che rimane sopra. Cioè non è facilissimo, no? Assolutamente no, poi noi parliamo di equilibrio, perché poi in effetti negli italiani noi pensiamo nel calcio italiano, iniziamo a non prenderle, certo. Proprio la mentalità nostra, iniziamo a non prenderle e poi là davanti vediamo, no? Premetto che poi i tridenti vengono fatti da un elemento fondamentale,
vuoi giocare col tridente, giochi con uno che ti fa 15 gol, 18 gol e 20 gol di media, non puoi non farli giocare. Fa niente se prendi 20 gol, pazienza. Perché tanto ne facciano uno in più di quelli che subiamo. Ma poi è proprio la mentalità, purtroppo il voler solo giocare bene è bello, è realista, poi nell'ambiente di là ci sono le pressioni, addirittura le pressioni, i presidenti spendono, si pretende la classifica, la stampa e quindi il risultato purtroppo da noi diventa predominante. Diventa fondamentale, ma penso anche da altre parti alla fine della fiera, non è che poi dopo sono tutti dei bei discorsi, poi dopo alla fine il palmarès è quello, lo vai anche se hai vinto risicatamente all'ultimo minuto una finale, però ti rimane la coppa. Abbiamo la slide che unisce questi due interventi iniziali dell'Inter e della Juve, un lungo braccio di ferro, vedete, quindi Marco, braccio di ferro ci sarà perché pensiamo all'Europa League dell'Inter onorata magari fino a un certo punto come tradizione delle squadre italiane, pensiamo alla Champions invece onorata al massimo, che è l'obiettivo primario per la Juventus. L'importante è rimanere attaccati, era quello che dicevamo prima. Sei d'accordo oppure possono subentrare anche altre situazioni? Io mi sono già espresso prima, secondo me è solo la Juve ancora purtroppo colei che può decidere il proprio destino, quindi vincere o perdere un campionato, detto perché nel numero di rosa è colei che può gestire meglio lungo le varie competizioni. Va bene, allora vedo se anche Claudio riguarda questo stesso pensiero. Purtroppo sì, credo anch'io che è chiaro che poi i sogni si possono fare, però francamente pensare che quest'anno si possa vincere lo scudetto, poi magari a gennaio arrivano due. No, ma non siamo lontani, cioè questo gap secondo me io dico che secondo me più alla Juve il poter perdere un campionato, non togliendo i meriti di un Inter che si è avvicinata, che sta acquisendo una mentalità, ma proprio perché secondo me proprio divento ripetitivo, avere un organico più completo distribuisce meglio le forze, secondo me, Claudio. Sì, hai ragione Marco, credo che però anche sai al di là dell'organico, che è proprio una cosa oggettiva da giudicare, c'è proprio il fatto che comunque secondo me noi non abbiamo ancora la mentalità magari di poter tenere così tanto a lungo fino a fine campionato. Poi tutto può succedere, però secondo me se davvero non arrivassero due giocatori come che abbiamo più o meno menzionato prima, o comunque di quel livello, io non credo francamente che riusciamo a tirare avanti lo stesso passo della Juventus fino a maggio. Io credo che si dimostri anche la differenza poi della mentalità e anche la forza di una squadra in Europa, cioè in Europa comunque la Juventus è una squadra che è anche andata nello stadio dell'Atletico Madrid per 60 minuti a comandare il gioco. Noi francamente abbiamo notato anche in casa, quando abbiamo giocato contro la Juventus, che quando c'è davvero da mettere quel qualcosa in più sul campo, sì, la Juventus ha dato dimostrazione, è dato tempo di essere più forte. L'Europa League è visto come un fastidio? Anche lì sai, è sempre Fulvio una decisione della società, tra virgolette, perché poi si è visto, no, più volte negli anni magari società che a un certo punto, il Napoli più volte, credo almeno un paio di volte nella storia, o credo anche la Juve, anche la stessa Lazio quest'anno, insomma capire, no? Ricordo un'eliminazione clamorosa del Napoli, adesso non ricordo con che squadra, risultati che insomma proprio, cioè, si dimostrava che la società aveva preso una certa via. Io credo, insomma, per trovare adesso stare col piede in due scarpe, ovviamente con Ludogorets si passa a vedere piano piano cosa succede. Io preferirei vincere il campionato, anche perché insomma ovviamente è veramente però un'inversione di tendenza. Fare scusami, per chiudere e rispondere in maniera un po' più diretta, prendere una decisione, insomma, da che parte andare è sbagliato, insomma, vediamo un po' cosa succederà nei prossimi mesi. Molti dicono che invece, Marco, che l'organico è, però insomma, certo che se hai una caterva di infortunati a gennaio non prendi nessuno, è logico che la definizione è quella, no? A meno che l'Inter non arretri in classifica e quindi magari ha ancora una possibilità di giocartela e di entrare in Champions dalla porta principale. Questo è lo scenario, diciamo, se l'organico è lo stesso, sono tutti in forma, puoi onorarlo in fin dei conti fino alla fine, perché l'organico della Champions era questo. Ma senza dubbio, cioè torniamo a quello proprio il discorso, io mi giro, voglio cambiare la partita,
ho dei giocatori che la Juventus ha una panchina che può cambiare, ha il giocatore che cambia la partita, non è il giocatore sostitutivo classico di ruolo, entra uno che ha la giocata da poter cambiare la partita. Poi, sì. No, velocemente, scusami Marco, un'altra cosa da considerare, hai pienamente ragione, riguardo a questo è che insomma noi poi dovremo andare a giocare magari in partite importanti fuori casa, sarà a Roma 2 volte, sarà a Torino, e lì veramente magari saranno anche momenti chiave del campionato. Però io ti dico che nella classifica dei fuori casa l'Inter è prima in classifica. Sì, hai pienamente ragione, però come ripeto prima, cioè, secondo me purtroppo non abbiamo ancora raggiunto quel livello di maturità, magari proprio nel momento chiave del campionato, magari andare in momenti chiave, andare a Torino, andare a Roma, 3 punti, tutto può succedere. Diciamo anche quei 2 o 3 giocatori in più in questo mercato, certo. in più, quindi non in sostituzione, possono a quel punto lì certo. cambiare questo tipo di argomento. Certo. Va bene, sapete cosa vi dico? Che siamo arrivati alla prima parte, alla fine della prima parte di Che Calcio Che Fa, quindi 1 minuto di pubblicità, poi ritorniamo con i nostri soliti argomenti di discussione con i nostri ospiti Marco Puleo e Claudio Segagna. Riprendiamo con Che Calcio Che Fa, dopo aver visto anche questi piccoli consigli. Ovviamente c'è un consiglio particolare che è la Corte Serraglio, un bellissimo posto dove poter passare un po' di giorni in tranquillità, specie poi la primavera, in estate, quindi immersi nel verde, la zona di Peschiera del Garda, bellissimo, in questi appartamenti tra parentesi ricondizionati del Settecento. Insomma, questo per dire che cerchiamo comunque di portare un po' di qualità anche alla nostra trasmissione, e speriamo la portiamo, di portarlo ovviamente con i nostri ospiti che sono qui presenti, Marco Puleo e Claudio Segagni, e è arrivato però il momento della qualità dei libri, perché noi abbiamo questa piccola collaborazione con la Mondadori Bookstore, via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, per i 15 anni dell'attività del Mondadori Bookstore. C'è anche questa rassegna Parole e Musica che circa ogni giovedì in alternanza c'è un evento che riguarda la musica e riguarda invece la letteratura, con gli scrittori che la maggior parte passano dalla nostra trasmissione e vengono portati per incontrare il pubblico e poter quindi parlare delle loro opere letterarie che riguardano il calcio, ma non solo il calcio, e quindi è una cosa molto interessante. Nel frattempo vi ricordo che ci sono sempre 2 scelte da parte del Mondadori Bookstore, quindi se volete, visto che siamo anche nel periodo natalizio, acquistare il libro, magari molte volte non sai cosa regalare, regali il libro, è anche una cosa banale, però insomma tutto sommato ci sono dei bellissimi libri, tutti stanno scrivendo libri, prendete, perché è molto interessante, è sempre una parte di se stessi e di cuore che viene trasmessa al lettore. Quindi andiamo con la slide, quindi abbiamo Adriano Panatta con Daniele Azzolini, il tennis l'ha inventato il diavolo, i colpi impossibili, le pazzie dei campioni e tutti i match in cui il demonio ha messo la coda. Tra parentesi lui dice, fra i tennisti, questo è Adriano Panatta, le righe bianche del campo assumono spesso il valore di autentiche soglie proibite, oltre le quali può nascondersi qualsiasi sfortuna. C'è chi non le calpesta entrando in campo e chi le aggira uscendone. D'altronde il diavolo del tennis può trovare in qualsiasi momento la strada per mettere a soqquadro il match più importante. Insomma, qua stiamo parlando anche di
partite molto importanti, quindi si parla di dettaglio di calcio, il gol non è entrato, insomma anche lì una pallina che non è vista bene, anche se c'è l'occhio di falco, però insomma può pregiudicare un torneo importante. L'altro libro invece è Zero Calcare, la scuola di pizze in faccia del professor Calcare, ed è un libro a fumetti. In realtà sono tutte le collaborazioni che ha avuto appunto l'autore dal 2015 al 2019, ed è ovviamente non è solo un discorso di fumetti in senso lato, ma sono tutti gli argomenti importanti della nostra vita che vengono rivisitati in una forma molto ma molto ironica e divertente, e anche da meditare, insomma, indubbiamente. Quindi Zero Calcare, la scuola di pizze in faccia del professor Calcare. Ricordiamo quindi la rassegna a Mondadori Bookstore, riprenderemo per la parte letteraria il 23 di gennaio, ci sarà Giancarlo Padovan che presenterà il suo libro scritto a 4 mani con Massimo Fini, la storia reazionaria del calcio. E finiamo questo, benissimo. Allora è arrivato il momento, diciamo, io mi stropiccio le mani perché mi piace moltissimo questo momento. È diventata una cosa un po' di gioco l'anno scorso, la stagione precedente, poi in realtà è diventata una sorta di tormentone che mette anche un po' in difficoltà i nostri ospiti nella ricerca degli organici che li hanno in qualche modo emozionati, e vengono fuori delle chicche molto carine. Ricordo poi di andare a vedere sulla pagina Facebook l'aggiornamento della classifica. Iniziamo con l'11, il Dream Team. E vediamo qua la nostra slide, il vostro Dream Team, punto interrogativo, leggo i grandissimi campioni, gli ultimi, il più antico di questi è Pelé e il più recente è Messi, ovviamente Cristiano Ronaldo. Vediamo le scelte dei nostri ospiti. Marco Puleo. Parto io, porca miseria, difficilissimo, questo veramente, io addirittura ne ho fatte 2, ma non basterebbero neanche 2 squadre, perché veramente c'è, adesso guardando anche l'immagine lì, sono usciti altri tanti campioni che non ho messo. Io ne ho pensata di farne una in Italia di solo giocatori italiani. 2 squadre? 2 squadre, una di solo giocatori italiani, dove ho messo in Però dopo me ne devi scegliere una, bene, perché non posso mettere doppio Marco Puleo a 22 giocatori. Ho preso un'italiana che fa Buffon in porta, Bergomi a destra, Maldini a sinistra, coppia centrale Baresi e Cannavaro. A centrocampo, e fin qui siamo ben messi, diciamo, sì, non non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare, una bella difesa. Poi metto davanti alla difesa 2 recuperapalloni come Ancelotti e Oriali, che si va un po' a recuperare un po' di geometria e fisicità. Così esatto. Possiamo permetterci davanti. Non ho trovato un vero centravanti italiano, quindi vado sul finto 9 con Totti, accompagnato da Del Piero. Donadoni e Conti, Bruno Conti e Donadoni sugli esterni. Quindi è un 4-2-3-1. Sì. Ripeti il trio davanti: Donadoni, Conti a destra, Donadoni al centro, e a sinistra chi è? No, Donadoni io a sinistra. L'ho messo a sinistra, sì. Conti a destra, davanti Totti col falso 9 col Del Piero che gli gira dietro. Pertanto abbiamo 2 in mezzo come Oriali e Ancelotti che stanno insomma, a fare muro, possiamo permetterci di farli giocare là davanti. Quello che si dice in gergo è la famosa tanta densità. Se andiamo invece in terra estera, sì, quindi questi sono giocatori che ti sono sempre piaciuti, insomma, sì, se vado in terra estera, vado con il belga Predon, ex Malins in porta, a destra ho Cafu, a sinistra il tedesco Breme. Sì. In coppia centrale ho messo Stam in marcatura e Beckenbauer, che può forse ha qualche piedino per partire da dietro, poi non me ne voglia Cescire, insomma ho messo una difesa poco di copertura, molto di slancio, sì, molto di spinta. Abbiamo tutto solo Stam dietro che tanto basta per la pelata davanti dietro lì che avanza. Okay. In mezzo ho messo Benny Schuster, che ricordate il biondo Barcellona, sì. Insieme a Frankie Rijkaard. Io perché viaggio sempre con 2 davanti alla difesa, perché poi se metto gente a giocare davanti, stesso modulo, quindi 4-2-3-1? Sì, più o meno, anche se poi qualcuno è sforzatamente spostato, sì. Perché poi ho pensato CR7 largo da una parte, poi ho messo davanti il centravanti d'eccellenza per me Van Basten, sì. Maradona dietro Van Basten, e poi ci metto anche fuori ruolo
Cruyff. E voto per questa formazione. Beh, insomma, molto, molto carina anche questa. Beh, sono grandissimi campioni, anche delle scelte particolari, anche per esempio lo stesso Breme, che è un grandissimo giocatore, campione del mondo, professore di calcio. Si va già anche ai ricordi, seppur essendo milanista, lo scudetto del 90 dell'Inter, il famoso scudetto dei tedeschi dell'Inter, per me Breme è stato un grandissimo giocatore. La fascia lì faceva le ma due poi fasi lui ha in maniera... giocato del mondo. Lui ha giocato il campione del mondo, ma lui ha giocato anche dopo a centrocampo, quando ha incominciato a essere meno performante davanti alla difesa, ragazzi, quindi tanti piedi buoni. Sentiamo allora la scelta invece di Claudio Segagni. Allora, c'è un modulo? Allora, il modulo è 4-4-2. Detto questo, l'equilibrio non c'è, perché ci sono dei nomi che non riuscivano a non inserire. Allora, il portiere mi avevi detto che c'era per me è Schmeichel, è sempre stato il mio portiere. Ah, caspita! È difficile, Papà Schmeichel, chiaro, del Manchester United, per me è sempre stato un portiere, sempre sì. Anche proprio come personaggio, no? Mi ricordo, se posso, anche un aneddoto, una volta che stavo guardando a Birmingham una partita di Coppa d'Inghilterra tra Manchester United e l'Aston Villa ha segnato all'ultimo minuto il pareggio, starò parlando inizio anni 2000, ed è entrato un tifoso e gli ha dato una sberla dietro a Schmeichel, e Schmeichel ha cominciato veramente a dargli tanti di quei calci, e perciò lì è ancora più cioè, qua siamo fuori. Sì, nonostante il fair play, l'unica partita che ho visto a Birmingham, me la ricordo che era ancora veramente dei bellissimi tempi per l'Aston Villa. Comunque poi 4 dietro metto Marcelo a destra, Maldini a sinistra e Nesta e Pujol in mezzo. Detto questo, non è che per me siano i più forti, però per me sono i personaggi. Per me Pujol è sempre stato una faccia da randa, come si dice a Milano, no? Personaggio che ti arrivava lì fisicamente, la botta, era inferiore ai grandi giocatori, ma lui riusciva sempre comunque a fermare. Grandissimo capitano. Vero capitano, non come quello che non ci piace a noi. Allora, andiamo avanti. Metto a 4 metto a destra Ronaldo portoghese, a sinistra Cruyff, che non è proprio il suo ruolo, però l'ha fatto anche. Poi Zidane e Maradona. Lo so che quello di Marco era un po' più equilibrato. No, ma non c'è equilibrio. Poi davanti come punta metto Ronaldo, il brasiliano, nostro, non so anche se poi ci ha tradito pure lui, e Messi. Ripetiamo allora, CR7. Zidane, Maradona, Cruyff, Ronaldo, Messi. È squilibrato. Tantissimi squilibrati, però ragazzi. Zidane un po' copre, gli altri copre tra virgolette, nel senso organizza il gioco da dietro, però, ma tanto c'è Schmeichel dietro che prende a sberle tutti. Pujol, Nesta, Maldini. Si poteva fare un 3-5-2, però c'era l'allenatore, però volevi mettere anche l'allenatore Ferguson, vabbè. Ripeto, non tanto poi Marco quelli che sono i più forti, però c'è proprio anche quelli personaggi. Poi una cosa veloce che dovevo dire prima è che tu hai introdotto prima una bella cosa nel libro di Panatta, no? Che negli sport poi è anche per te magari la promozione o meno del Pavia, e noi stiamo qui a parlare di tattica, poi magari basta che un gol entra di 1 centimetro, una palla, o nel basket che io seguo tanto, la palla va sul ferro piuttosto che uscire, o che ne so, nel rugby si viene spinti a 1 centimetro dalla meta, purtroppo capita spessissimo questo discorso anche nel calcio, tantissimo, o nello sci magari un mezzo secondo, mezzo centesimo, e lo sport poi è questo, no? Al di là poi l'altro giorno c'era una riunione per la presentazione di un libro di Fabio Fagnani riguardante Baggio, c'era Mario Beretta, l'allenatore che ha allenato tantissime squadre dal Chievo al Parma, ha allenato il Siena e aveva fatto un campionato di rincorsa, erano arrivati a giocarsi quasi per accedere ai playoff, ci fu questa partita all'ultimo minuto, la squadra avversaria ha segnato, chiuso, e da lì è cambiata, è sceso lo Siena, è stato, bastava invece magari andavi in Serie A. Noi velocemente l'anno scorso la traversa dell'Empoli entrava, l'Empoli era ancora in Serie A, e il Milan era, il calcio è questo qua. Il Milan con Gattuso era magari, o senza Gattuso. Beh, qua incominciamo comunque anche un po' a rivedere le altre squadre. Abbiamo
una ventina di minuti per cercare di sviscerare le altre situazioni. Innanzitutto c'è quella che riguarda le coppe europee, vediamo un attimo il pronostico secco da parte vostra, quindi velocemente perché mi sembra anche abbastanza logico, però abbiamo un Lione-Juventus, un Napoli-Barcellona, Atalanta-Valencia, Ludogorets-Inter e Roma-Gente. In teoria ci dovrebbe essere un problema con l'Atalanta, perché il Valencia è una squadra un po' strana, e poi una inaccessibilità da parte del Napoli. Il resto dovrebbe essere tutto vero, dovrebbero passare le squadre italiane, quindi 3 su 5. Hai fatto una giusta analisi, anche se l'Atalanta, come ho detto prima, ha più possibilità. Non è più una provinciale, io non la vedo più l'Atalanta una provinciale, e quindi l'Atalanta secondo me ha più possibilità di poter superare il Valencia rispetto a qualche anno fa, e vedo solo in difficoltà il Napoli. Lo vedi in difficoltà, quando Barcellona sulla carta, soprattutto anche in un momento adesso particolare, un cambio di allenatore. Però mancano 2 mesi, magari la cura Gattuso può, perché insomma l'organico anche del Napoli io credo che poi che alla fine nell'arco delle 2 partite, perché qua abbiamo ragione sull'arco delle 2 partite, la più forte, le individualità tecniche superano quello che è l'ardore di una singola. Poi ci sono i casi dove imprevedibili, cioè da interisti il ritorno di Inter-Barcellona, quando l'Inter rimane in 10 a Barcellona e riesce a resistere una partita del genere, poi giustamente poi dopo meriti di dover andare a vincere una competizione, al mio punto di vista. Ok. Claudio, invece tu, vabbè, quello che abbiamo detto bene o male è valido, quindi l'Atalanta potrebbe essere un po' una sorpresa, una piacevole assolutamente. sorpresa. La Juve dovrebbe passare, il Napoli secondo me no, Fulvio, perché poi insomma ci sono tante cose ancora in mezzo, contratti da risolvere, dispute arbitrali, avvocati, perciò secondo me il lavoro che può fare Gattuso è abbastanza limitato. Io vedo veramente una stagione compromessa per il Napoli. L'Atalanta ha ragione Marco, secondo me l'Atalanta se la va a giocare tranquillamente col Valencia, l'Inter l'Inter, ok, si sa mai, però speriamo. E invece dall'altro punto di mano secondo me la Roma si sa che è una squadra un po' così come ho detto prima, il Ghent comunque è una squadra che le sue belle figure l'ha fatte anche col Napoli in Coppa Campioni, non è la prima esperienza europea, perciò la Roma, da prendere con le molle. La Roma deve prenderla con serietà, perché può anche uscire. E parliamo appunto di Roma, ma parliamo prima di un'altra romana, la Lazio, e quindi l'anno che verrà della Lazio. Qua è l'uomo più importante secondo me, perché questo è Ciro Immobile, su cui vengono, diciamo, espressi dei giudizi sempre un po' relativi, quando invece è un giocatore che fa tanti gol, legittima ovviamente un certo tipo di gioco. Marco, dura questa Lazio che zitta zitta è a 3 punti dall'Inter, dalla seconda posizione, ha inanellato un bellissimo filotto, insomma indubbiamente la squadra è anche divertente a vederla, prende pochi gol. Ma ormai questo anno che verrà sulla Lazio, ormai sono più anni che verranno, nel senso che ormai c'è questa identità di stabilità tra l'allenatore e la società. Però non ti sembra che adesso ci sia proprio questo aggancio proprio con la vetta, mentre prima era sì, quarta, quinta, terza, quinta, quarta. Sì, adesso sembra quasi che ci sia un qualcosa, perché cominciano ad esserci dei punti. Bisogna dire anche una cosa, che c'è questo aggancio perché comunque risultano un profondo ritardo o comunque una classifica che non si aspettava nessuno in questo momento di Napoli, non rispondono all'appello Napoli e Milan, e quindi di conseguenza questa scala è stata, diciamo, fatta in una maniera un po' più rapida, però penso che la Lazio, bisogna identificare che ormai è un progetto, parliamo di anni. La Lazio, dopo il fallimento di Cragnotti, quando è arrivato questo presidente Lotito, amato, non amato, discutibile per tanti punti di vista, è comunque uno che ha dato stabilità nei conti, ha vinto dopo la Juve, quella che ha vinto di più, ha vinto di più dopo la Juve, e viaggia sempre comunque nelle zone Europa League. Ormai la Lazio, anche questa è una realtà ormai ci sarebbe da lamentarsi, no? Indubbiamente. Io lo vedo così. Claudio, questa Lazio quindi ti convince? È una squadra che ha raggiunto la sua maturità con questi giocatori, Correa, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, ovviamente Immobile. Ma tutto può succedere, però non credo per lo scudetto, anche perché, come abbiamo detto prima, per l'Inter c'è un po' una rosa limitata, anche se sembra che insomma
comunque chi entra poi faccia il suo lavoro. È chiaro, la Lazio ha avuto un po' di sfortuna e colpe un paio di anni fa a nostro favore dell'Inter, perché ricordo le ultime 4 giornate dove ha perso un po' di punti, anche l'ultima partita contro di noi, bella partita in mano, poi l'ha persa, e poi l'anno scorso ha fatto un po' di fatica, forse pagato anche un po' l'anno prima, no, a livello psicologico, però è chiaro che è una squadra importante, ha delle individualità molto importanti, ha comunque un presidente e un direttore sportivo che sanno tenere la disciplina, sembra una squadra che è e poi sta in piedi, è una squadra che sta in piedi. È una squadra che sta in piedi, cioè, sicuramente dobbiamo ricordarlo questo. Certo, è sicuramente uno dei club, pur non avendo il personaggio Lotito, che lavora meglio. Credo che quest'anno arriverà in Champions League senza grossi problemi, è tanti anni che non partecipa alla Champions League, è un club sano, sicuramente farà delle vendite importanti, e poi tu a fine anno, e poi tu prima menzionavi Immobile, io l'ho sempre amato tantissimo, ha segnato come altri giocatori, ha vinto classifiche marcatori con Torino, con Lazio, l'anno scorso sì, non ha fatto un grandissimo campionato. È tra i primi tre, tra i primi tre della Scarpa d'Oro. Sì. E viene sempre un po' penalizzato da due cose. Sta dicendo sostanzialmente, scusami, che il nerazzurro lo vede bene. Sempre, io guarda che... Lo vede bene Immobile nel nerazzurro. Ma io l'ho sempre amato come personaggio, perché è un ragazzo umile, un grande professionista. Con Lautaro avrebbero secondo me delle caratteristiche che ci potrebbero anche simili sotto certi punti di vista, ma non sarebbe una brutta coppia. Ma assolutamente, ma è chiaro che la Lazio non ce lo darebbe, il tuo un po' è un giusto sogno, però è classica situazione qual è? Non ha l'immagine di altri giocatori, perché viene visto un po' come il Campagnolo, con tutto rispetto dei Campagnolo, è un giocatore che ha provato 2 volte a giocare con squadre e ha fallito, secondo me lì per dei limiti di personalità, perché quando si va all'estero non è soltanto il campo, ma è proprio sapersi inserire in nuovi ambienti, in nuove cose. Forse lui a livello personale magari non è riuscito a farlo, però è un grande giocatore, questo non è mica... Non si discute, non è mica cosa centravanti della nazionale italiana, poi una Scarpa d'Oro. Adesso, visto che dicono che i gol sono la cosa fondamentale, lui segna tanti gol, zitto, però all'interno di un certo modulo di gioco è anche molto performante. Andiamo avanti, andiamo un po' velocissimamente, direi di saltare la slide del numero 10 che riguardava un po' la Roma, ne abbiamo anche un po' parlato. Mi piacerebbe un po' accennare anche alla slide numero 14, Cagliari-Atalanta, velocemente. Quindi dureranno, qua abbiamo Nainggolan che ha in qualche modo legittimato il Cagliari con anche altri acquisti, e poi abbiamo Gasperini, l'Atalanta abbiamo già parlato. Marco, tu hai già anticipato, la Lazio è lì perché mancano altre squadre, come del resto anche negli ultimi anni sono mancate alcune squadre, ma l'Atalanta è riuscita ad arrivare terza perché l'Inter è arrivata indietro e Milan è arrivata indietro, insomma, quindi vuol dire che la Lazio stessa, dopo aver vinto la Coppa Italia, aveva tirato i remi in barca. Quindi è vero questo discorso che le squadre più titolate, che hanno maggiori organici, si ritrovano magari con un percorso negativo a segnare il passo, e quindi c'è la sorpresa. Rimarranno queste due sorprese nella quinta e nella sesta posizione, oppure si rifarà qualcosa da dietro? Guarda, io continuo a insistere sull'Atalanta, c'è un lavoro ormai da anni, cioè, l'Atalanta è una struttura, una società considerata ormai per questo tipo di campionato, e secondo me arriva più o meno, può arrivare con grosse probabilità agli obiettivi di ritornare in Europa, magari non la Champions League, ma in Europa League ormai di fisso. Io l'altro ieri sono andato a vedere la primavera, il mattino c'era una preliminare di Coppa Italia, Atalanta-Benevento. Sono entrato, adesso da diversi anni che non andavo a Zingonia, hanno appena inaugurato la nuova, cioè, vedi una struttura, vedi, c'è proprio un lavoro dietro che è lungimirante e che quindi consolida questa società nel ruolo che è. L'altra invece, il Cagliari, quest'anno è la rivelazione, non tanto rivelazione perché poi se andiamo a vedere le acquisizioni dei giocatori, cioè aver riportato Nainggolan in un centrocampo con tutte le vicissitudini che ha vinto all'Inter, il personaggio comunque, se dobbiamo giudicare il giocatore nel rettangolo di gioco, è un top player per il Cagliari. Certo. E ha cominciato a vedere, è riuscita quest'anno a tenere, anche a trattenere qualche acquisto, cioè qualche giocatore, e si posiziona.
poi è vero, come sono ripetitivo, mancano delle squadre all'appello, però meritatamente è la sorpresa. Quindi potrebbero abbastanza rimanere in zona. È la sorpresa di questo campionato, secondo me. Okay. Delle due, quella che chiaramente penso che perderà qualcosa sia il Cagliari, perché per quello che ho detto prima, per progettazione e anni più indietro, però il Cagliari è partito, ha messo le basi. Claudio? Sì, sono d'accordo con Marco. Allora se sei d'accordo con Marco ti faccio una piccola provocazione. Io parlo sempre del calcio italiano, che secondo me il calcio italiano non deve essere vituperato, sono grossissimi problemi, però insomma non è che all'estero poi, cioè, l'anno scorso alla stagione precedente è stato esaltato l'Ajax come cantera che produce ogni anno giocatori, poi vediamo anche i giocatori che produce, non è che poi dopo alla fine, sì, grandi giocatori, buonissimi giocatori, ma allora quello che diceva appunto Marco, il discorso che è legato appunto all'Atalanta, che ovviamente è all'interno di un progetto, stadio, campi sportivi, il giocatore, l'allenatore, la presidenza, i soldi, c'è tutto per far bene. Perché non esaltiamolo? Lo stiamo già dicendo, ma esaltiamolo anche all'estero, facciamo vedere che ci sono delle differenze, anche noi riusciamo a fare delle differenze con delle eccellenze, no? Quindi questo è il discorso, altrimenti l'Ajax rimane sempre, ah caspita, però l'Ajax è bravissimo, no. Beh, Fulvio, detto che sia in netto miglioramento, no? Si vede anche un po' comunque in Europa quest'anno, l'Atalanta sicuramente è una grandissima sorpresa, e poi è un campionato in miglioramento anche a livello di spettatori, anche a livello di seguito. Io credo che l'Atalanta adesso abbia il giusto riconoscimento, cioè anche all'estero comunque se ne parla. Il problema del calcio italiano secondo me è, perché poi insomma questo viene anche dato risalto sui giornali, è proprio a livello ahimè, a mio parere, di maleducazione generale, no? Che ci cultura dello livello, sport. Sì, perché anche i giocatori, io ricordo poi, insomma, aneddoti, io sono andato con Bein Sports l'anno scorso a fare un'intervista, no, ad Ancelotti, ed era più o meno all'inizio anno, credo fosse stato ottobre, e Ancelotti è a casa a Vancouver, io ero appena stato, allora gli ho detto mister, poi è arrivato insomma il famoso preparatore di caffè di Napoli con questa, e gli ho detto sono appena stato a Vancouver, so che lei abita lì, e lui fa sì che bella, e era contento di parlarne, e lui fa lì sì che c'è rispetto per le persone, mi ha detto, e non l'ho introdotto, no? E sembrava quasi legarlo al suo ritorno qua, no? All'impatto che ha avuto. E io in effetti, insomma, quando magari mi capita di andare a vedere anche in certi paesi, ma anche in Spagna stessa, purtroppo devo dire che l'educazione media, che poi si vede anche magari questi episodi di razzismo barra ignoranza, è ancora una cosa che secondo me deve migliorare molto, a prescindere dal campo, ed è una cosa di cui all'estero se ne parla comunque. Beh, vabbè, prima dicevo no, lo so che tu il calcio parlavi italiano, però è logico che no, ma infatti scusa, adesso per riassumere, per quanto riguarda il campo di gioco, il gioco in se stesso, sì, credo che siamo in netto miglioramento e non tanto, però per quanto riguarda quello che circonda il calcio purtroppo siamo ancora indietro, ed è molto importante. Adesso con la slide prossima invece voglio sapere se questa squadra è ancora indietro e che anno verrà per il Napoli, era il Milan, eccolo qua. Il Napoli abbiamo già parlato, l'anno che verrà abbiamo quindi Ibrahimovic. Sentiamo da un milanologo come Marco Puleo qual è il suo pensiero. Cioè, questo giocatore sta in qualche modo spezzando un po' la critica, la maggior parte delle persone lo vorrebbe, dico, del tifo milanista, però non tutti. Tu come vedi questo inserimento di Ibra, ipotetico, ammesso che venga, ma dovrebbe venire? Secondo me ci sono forti possibilità che Ibra venga al Milan. Non sono molto amante dei cavalli di ritorno, non hanno fatto al Milan non hanno portato bene, però lui in questo momento, seppure con l'età, ha quelle caratteristiche che al Milan servono, la sua esperienza, che nel campionato italiano ha sempre fatto bene e può far bene. Ero più dubbioso se dovevo mettere anche nelle competizioni europee, perché nelle competizioni europee trovi già centrali. Ho sempre fatto, quando mi parlavano di Ibrahimovic, ho sempre fatto questo paragone, dicevo come mai Ibrahimovic ci segna tanto nei nostri campionati, all'estero nelle coppe non vince, e facevo sempre un paragone. Questo è un giocatore alto 1,90, tot pesi di chili, ti arriva la palla, prende e gira l'avversario, perché la media
di un difensore centrale in Italia in Serie A, la media è 1,87 per 85 kg, 90 kg. La media delle prime 4 squadre europee, tolto il caso eccezionale all'epoca di centrale tipo Cannavaro, Pujol, gli altri sono tutti 1,94 per 95 kg, quindi quando giriamo il pallone, girare un centrale delle prime 4 squadre europee fai più fatica rispetto alla media del campionato italiano, quindi ti porta a fare più gol. Sono convinto che il Milan non farà solo un intervento, ma farà più interventi. Farà un intervento a centrocampo e un intervento in difesa. In questo momento il Milan sta avendo una politica di silenzio, sta cambiando un po' strategia nel mercato, ma penso che il Milan possa avere un acquisto a centrocampo e un acquisto in allora difesa. Siccome sei un po' col sorrisino, quindi sembra che tu voglia in qualche modo il centrocampista. No. Se dovessi sognare, diciamo così, se dovessi sognare potrebbe arrivare Ibrahimovic, Matuidi e Benatia. Beh, basta, io cercavo di snidare questo, cercavo di caldeggiare i tuoi nomi. Arrivare, quindi allora un giocatore di movimento come Matuidi e Benatia, che è un giocatore che sa stare molto bene sull'uomo, e poi di davanti una risoluzione con Piontek o senza Piontek? Credo senza. Senza Piontek, perché questo è molto importante, perché comunque, non è una cosa semplicissima. Perché comunque per fare questi tipi di acquisti il Milan, nella situazione economica in cui si trova, necessita, non può permettersi come quindi vende Piontek, anche vendere. Vende Piontek. Claudio, mettiamo un po' di ordine a queste idee qua, a queste suggestioni da parte di Marco, anche abbastanza forse verosimili. Ma guarda, purtroppo Marco è il primo argomento in cui non mi trovo d'accordo. Okay. Secondo me non verrà Ibrahimovic. Non verrà. Posso sbagliare. Ma se venisse? Perché okay. No, dimmi per quale motivo. Se venisse cambia tutto. Ma guarda, Milan non so quanti obiettivi possa ancora avere. È chiaro che prima abbiamo parlato, se fossi, però insomma, in caso di una sconfitta anche probabile contro l'Atalanta, a quel punto insomma comincia ad arrivare magari a davvero a un divario importante con la Champions League. Un investimento come Ibra, non so da che cosa possa essere, cioè qual è l'obiettivo per cui prendere Ibra. Volevo vedere la classifica. Vorrei vedere la classifica. No, ma è semplice. Poi magari volevo un attimino. Poi Ibrahimovic, insomma, la classifica in regia. 38 anni, non sta giocando da qualche mese, non so neanche quanto si stia allenando. Io non capisco perché, se veramente dovesse venire, avrebbe potuto. 7 punti dalla zona Europa. Sì, però secondo te, cioè tu fai un investimento 11 punti sulla zona. Beh, però io sto parlando anche di una sconfitta di domenica, ho detto che è possibile. Il ritorno domenica siamo ancora a quel punto vai a 10 punti, che poi magari vince, però sto facendo delle cose ipotetiche. Non capisco perché non sia ancora arrivato. Cioè comunque un giocatore che avrebbe già potuto iniziare con il Milan, avendo finito il suo campionato un po' di tempo fa. A quel punto quante partite ci sono ancora dopo? 18, una ventina di partite. Una ventina di partite. Ora che si reinserisce tutto, andiamo a parlare comunque di un numero di partite abbastanza esiguo. Poi insomma, hai ragione Marco, però 38 anni, un giocatore che è vero, faceva tanto nell'MLS, ma non è una sicurezza nel punto interrogativo. Infatti credo che questo dubbio che tu giustamente stai ponendo è quello che ha in questo momento la dirigenza del Milan, cioè il giocatore che abbia espresso la volontà di tornare al Milan c'è, che si abbia... però Marco l'aveva espressa anche l'anno scorso, a parole tutto. Io credo che invece sia più per una non convinzione, cioè una non sicurezza di questa scommessa da parte di coloro che adesso fanno la scelta tecnica della società. Non c'è un'unione nei vari rappresentanti unica, perché ripeto, adesso è veramente la proprietà ti concede l'ultima possibilità di acquisto in una posizione diciamo finanziaria difficoltosa, quindi sono rischi di valutazione che, ripeto, io nella mia esperienza, chiaramente non di quei livelli, comunque poi alla fine il tipo di lavoro è lo stesso. Io sono un direttore che sono abituato nel bene e nel male, sono uno un po' più rapido, mi prendo una cosa, mi convinco, mi faccio le mie considerazioni, lo faccio e poi i risultati diranno se ho ragione o meno, l'affronto di più. Qua stiamo parlando di un giocatore io al Milan, poi vi concludo, io al Milan non me ne vogliono i colleghi, il Milan
io non vedo sì grandi dirigenti sportivi, ma non vedo grandi direttori sportivi. Sì, questo è un po' il problema. Io nella situazione attuale del Milan, che ci sta. Nella situazione attuale del Milan, io vedo più persone, anche se poi nel loro curriculum non hanno vinto campionati o vissuto piazze più importanti, tipo Corvino, tipo quello che è andato adesso a Bologna, che ha avuto una... Sì, gente che sappia fare questo mestiere già da tempo, ma anche hanno questo mercato di giocatori intermedi di facile termine da sviluppare, da crescere. Il grande campione è un po' quello che viene un po' appuntato, a questa dirigenza. Lo vedo molto preoccupato, molto indeciso nelle scelte, la vedo proprio con un'esperienza non matura per questo tipo di situazione. Questo è un personale. Questo è un po' quello che traspare effettivamente. Ibrahimovic 8 anni dopo il passaggio al Milan, che già gestiva la palla e la faceva segnare i vari Nocerino, Boateng, Cassano, in una situazione del genere farebbe segnare Çalhanoğlu, Suso, Paquetá, qualche inserimento un po' così, però insomma bisogna vedere se stai troppo in area, come diceva lui, insomma dopo anche le marcature a 38 anni già cambiano. È un nome che è stato associato noi anche l'anno scorso, così io se dovessi adesso scommettere qualcosa dico che smette di giocare, cioè nel senso questo è forte. Non lo so, secondo me a 38 anni ha smesso comunque, cioè se veramente avesse voluto continuare poteva magari stare anche in un MLS dove comunque a parte la vita al di fuori dal campo che non mi immagino come possa essere a certi livelli a Los Angeles o dove possa essere, comunque un campionato dove segnava, dove guadagnava. Così mollare tutto per poi andare a reinserirsi in una situazione come questa, io spero che lui non sia mosso dai soldi, perché se voglio fargli conti in tasca, ma può essere una persona che ha un patrimonio di 300-400 milioni di euro, non penso che anche adesso si legge sui giornali si deve mettere d'accordo per 1 milione, 2 milioni, magari sì, però io non credo sia quello. È spinto dalla sfida. Secondo me è una sfida che Ibrahimovic a questo punto della sua vita, non ha anche carriera, e anche carriera, io non mi vedo, non lo so, a me non ha mai convinto. Io mi metto anche nei panni di una società che ha... Poi faccio il grosso errore, magari insomma, tra 3 anni mi dirai ancora Fulvio, ti ricordi cosa avevi detto, però questa è la mia idea adesso. Ecco. No, ma adesso sono tutte... No, ma ognuno ha le sue, vabbè, vale tutto, no? Vale tutto. Allora, quello che voglio dire è che come crescita, poi mi rivolgo più al direttore sportivo da questo punto di vista, parti con l'utopia del bel gioco, poi dismetti dopo 6 giornate il progetto su cui è puntato, anche con una certa logica di giocatori, metti quello che viene chiamato un po' che offende secondo me il normalizzatore, che Pioli è un buonissimo tecnico, che comunque sta cercando di mettere a posto le cose. Arriva gennaio e prendi Ibra che cambia ancora delle logiche, cioè diventa un cantiere che dura 6 mesi e ancora non sappiamo se il risultato finale sia poi quello giusto. Ma io mi allaccio, prendendo lo stesso femminismo del cantiere, ma abbiamo il progetto giusto e soprattutto l'ingegnere e l'architetto che ci stanno alla base, vabbè. Ci stanno alla base, sono coloro che hanno già fatto un tipo di lavoro simile. Allora a questo punto qui devi cercare di essere più pragmatico, forse non lo vai a prendere, allora è giusto andare a puntellare un centrocampo, per esempio Matuidi, difesa. Ma infatti il loro problema in questo momento, c'è, come tutte le cose, quando si fa un'acquisizione c'è sono una serie di situazioni, cioè dobbiamo vedere l'esame dei gol realizzati. Adesso siamo entrati nel magico mondo delle match analisi, quindi tutte le varie partite vengono videoregistrate, si sa in quanta zona del campo tu sei presente, in quante zone non sei, ci sono tutti questi... I tuoi movimenti. Ormai è cambiato un po' io sono un po' invece, sono giovane ma sono un po' vecchio stile, però secondo me manca sempre, ripeto, nella mia piccola esperienza io ho fatto un passato di istruttore nel settore giovanile, prima istruttore, poi ho fatto allenatore, poi ho fatto responsabilità di base, secondo me ogni cosa, e più vai nelle categorie più grandi ci vogliono le giuste esperienze, perché non è detto che un grande calciatore possa diventare un grande allenatore. È un po' quello che viene imputato nei loro confronti. Poi appunto. Sono felicissimo da tifoso milanista di essere smentito da 2 colleghi, 2 persone che comunque trovo di un gentleman, di una posizione aziendale importante, spero di essere poi smentito. dopo questo sta anche all'interno comunque di tutta la logica del fondo Elliott, di tutta questa operazione dove sono stati ovviamente investiti tantissimi soldi, decine e decine di milioni, centinaia, e quindi
questa situazione deve cercare di risolversi, non deve essere, diciamo, ricondizionata ogni 3-4 mesi, perché dopo alla fine il risultato sportivo è questo, 21 punti e sei distante dall'Europa. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa bella puntata, mi è piaciuto tantissimo l'argomentare e ovviamente le risposte da parte dei nostri ospiti riguarda un po' tutti i temi, ce n'erano altri però non abbiamo tempo, la nostra trasmissione dura 1 ora e 1/4, ahimè, e ricordiamo in questo momento il nostro solito appuntamento che riguarda la beneficenza. E quindi unisciti alla nostra campagna, conosci Frederick per la ricerca e la cura della atassia di Frederick, il sito è www.per-altoemma.it, l'Iban se volete contribuire, IT 63 Q di quadro 030 6909 6061 0000 0133 443 ogni giorno per Emma, l'associazione Onlus. E ricordo inoltre che appunto a Natale ci sono anche dei prodotti che vengono venduti tramite l'associazione, quindi bisogna contattare l'associazione, quindi il telefono è 335 77 58 140 e oppure una mail ogni giorno @per-emma.it per avere per esempio le confezioni di prosecco superiore 12G millesimato di Valdobbiadene oppure il caffè ecosolidale coltivato in altitudine in Guatemala, quindi anche prodotti di qualità. Siamo arrivati appunto alla fine, noi in qualche modo adesso ripresentiamo la tabella che riguarda gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa, quindi venerdì alle ore 21 e sabato domani appunto alle ore 18 in replica su SM Radio presso appunto silvermusicradio.it lunedì alle ore 17 e poi sul web con checalciochefa.com. Ovviamente è il momento dei saluti, è passato un altro anno, sono passate un po' di puntate di Che Calcio Che Fa, cercheremo di rinnovare lo spirito che riguarda la bellezza del calcio, la cultura sportiva di cui appunto diceva Claudio Segagni, di rimbalzarla tramite anche le trasmissioni e soprattutto con la qualità degli ospiti che intervengono ovviamente durante le nostre trasmissioni, durante le nostre puntate. Quindi io saluto gli ospiti, intanto auguro buon Natale a tutti i nostri amici che ci seguono su Lombardia TV e chiaramente inizio a salutare Marco Paolo Puleio. Grazie Fulvio, augurone a tutti. Benissimo, e poi un caro saluto, ovviamente tanti auguri a Claudio Segagni che prenderà il volo tra un po' perché lui va un po' in giro a guardare un po' lo sport in vari paesi e poi ti riavremo perché quindi avremo altre considerazioni riguardanti appunto lo sport e la bellezza della cultura sportiva. Grazie Fu, è sempre un piacere, auguri a te, a Marco e a tutti i telespettatori. Va bene, noi ci vediamo il 9 gennaio, tanti auguri di nuovo a tutti e buon anno per un buonissimo 2020. Che calcio che fa, ciao ciao!